Siamo alla quinta corsa dall'Arcoveggio, un confronto per cavalli di 4 anni, sono 10, 1 Feeling Show, 2 Filos di Poggio, 3 Falcon Baldone, 4 Flamingo, 5 Folletta Jet, 6 Figlio dei Venti, seconda linea 7 Falco Trio, 8 Francadaghi, 9 Fatidic, 10 Frozen Alan. I favori nettissimi per Flamingo, Antonio Di Nardo, numero 4 dello schieramento, macchina che accelera con Flamingo che in breve va a condurre, attaccato all'esterno però da Figlio dei Venti. Numero 5, Folletta Jet, squalificato. Squalifica per Folletta Jet, intanto è sceso alla corda Figlio dei Venti proprio su Flamingo, terza posizione per Falcon Baldone. I 200 iniziali se ne vanno in 14,6, gran partenza quindi di Figlio dei Venti, che Antonio Greppi ha portato in breve al comando. Ora però c'è la mossa di Flamingo a cui non si oppone ovviamente Figlio dei Venti, e in 400 metri in 29,5 il favorito è in testa. Seconda posizione per Figlio dei Venti davanti a Falcon Baldone e Feeling Rishow. Questi le prime 4 posizioni dopo 600 metri in 44,9. Numero 7, Cavalli Falco Trio, tutti in fila squalificato. indiana, la squalifica per Falco Trio. In quinta posizione c'è Francadaghi, poi Fatidic che chiude Frozen Alan. Intanto gli 800 metri in 1 minuto e 3 decimi. Dalla coda accenna a muovere Fatidic, in cerca probabilmente di una schiena, perché il ritmo ora è decisamente più che discreto, anche se c'è un 15,8, 16,1 comunque il chilometro iniziale. Fatidic anticipato ora da Falcon Baldone. E siamo a 400 dall'arrivo, ora allunga decisamente, 15 il parziale per Flamingo che è sempre in seconda posizione in schiena Figlio dei Venti, poi Falcon Baldone e Fatidic che viene in terza ruota, seguito da Francadaghi, completamento della piegata con Flamingo in vantaggio, inseguito da Fatidic, Flamingo nettamente in testa ai 100 conclusivi e inseguito da Fatidic, vince facile Flamingo, Fatidic è netta seconda, mentre per il terzo è il numero 8 probabilmente di Francadaghi che ha ragione del resto della compagnia. 1,14,7 il ragguaglio conclusivo, 29,1 a chiudere, vince davvero facile Flamingo con Antonio Di Nardo. Il training è quello di Marco Bortolotti che raddoppia così in giornata per conto del signor Aldo Mignano.